gente cominci a apprezzare i nostri prodotti e che in altri mercati, quando che vendiamo, la gente rimane molto stupita perché il supermercato non trovano i nostri prodotti, la nostra qualità, no, specialmente la nostra qualità che non è pari agli altri mercati, no? Come supermercati o altra gente, no, che vende in giro. Partiti da giugno, però Ponzano non funziona. C'è qualcosa che non funziona? C'è qualcosa che, prima di tutto, non gli è stato pubblicizzato anche. Come iniziativa è una bella cosa per chi produce e anche credo anche per chi consuma il prodotto locale che viene prodotto nella zona. Qui a Ponzano e faceva piacere per conoscere i miei prodotti, insomma, in questo pacchetto. Niente, questo mi sembra un po' così, poca gente, forse per me non c'è stata tanta pubblicità, questo è il discorso più essenziale, credo. Si chiama primario perché è un settore che è la fondamento dell'economia di qualsiasi nazione. Infatti tutte le nazioni del mondo l'agricoltura è messa in primo piano, in Italia invece siamo dimenticati da Dio perché tutti puntano sul terziario quando senza il primario non esisterebbe neanche il terziario. Che anche il figlio si è insediato perché appunto vedendo la soddisfazione nostra e adesso c'è la nuora, ci sono tutti quanti, cerchiamo di collaborare tutti quanti insieme nella nostra azienda perché appunto siamo in 4 e siamo tutti di famiglia. Come lavoro io non posso lamentarmi, nel senso vedo che la gente comunque va, viene, è contenta. Speriamo bene un po' su tutto il resto perché come che si sente in giro, sa, quando la gente inizia a stare a casa da lavoro, se manca i soldi, siamo tutti sulla stessa catena, per cui... Sì, come lavoro dà soddisfazione è che nel periodo di crisi, quindi abbiamo anche, è un po' dura. Comunque abbiamo anche in serra un po' di crisi, per questo veniamo anche a fare i mercatini, quindi speriamo di vendere un po'. Non abbiamo niente da nascondere, questo è poco ma sicuro. Per adesso abbiamo prodotti tradizionali, perché come prime esperienze cerchiamo di fare le cose basiche. Poi non è detto che faremo qualche sperimentazione.